Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è domenica 12 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:51. La luna si leva alle 2:57 e cala alle 18:12. Oggi si celebra San Fortunato Martire. Il nome Fortunato ha una chiara origine latina e porta con sé l'augurio più bello. Significa infatti che ha buona sorte o benedetto dalla fortuna. Il 12 luglio è il World Kebab Day. Nato in Medio Oriente, è diventato un pilastro dello street food globale. Il kebab, specialmente il doner turco, vanta una storia antica legata alla cottura della carne allo spiedo. Che sia di agnello, manzo o pollo, oggi è l'occasione perfetta per gustare questo piatto che ha saputo conquistare ogni angolo del pianeta. Compie oggi 29 anni Malala Yousafzai, attivista pakistana simbolo mondiale della lotta per il diritto all'istruzione. Nel 2014, a soli 17 anni, è stata la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace. Dopo essere sopravvissuta ad un attentato, ha continuato con coraggio la sua battaglia attraverso il Malala Fund per garantire il futuro di milioni di ragazze. Ancora auguri ad Antonio Cassano, il talento di Bari Vecchia, genio e sregolatezza del calcio italiano che spegne oggi 44 candeline. Protagonista di cassanate epiche ma anche di giocate divine con le maglie di Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Sampdoria, resta uno dei calciatori più discussi e talentuosi di sempre. Traguardo dei 53 anni per Cristian Bobo Vieri, uno dei bomber più potenti della sua generazione, simbolo dell'Inter e della nazionale. Oggi, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Bobo è diventato un re della comunicazione social e della Bobo TV, felicemente sposato con la siciliana Costanza Caracciolo. Il 12 luglio del 1962 avvenne l'esordio dei Rolling Stones. Al Marquee Club a Londra sale sul palco per la prima volta una band destinata a cambiare la storia. Mick Jagger, Keith Richards e compagni si presentano al mondo come i cattivi ragazzi del rock, contrapponendosi alla pulizia dei Beatles. Quella sera iniziò un viaggio selvaggio che dura ancora oggi dopo oltre 60 anni di successi mondiali. La radioattività della banana. Sapevate che esiste la dose equivalente a una banana? Questo frutto è infatti ricchissimo di potassio che contiene naturalmente una piccolissima frazione di isotopi radioattivi. Non temete però, perché per uguagliare la radiazione di una singola radiografia al torace dovreste mangiare circa 1000 banane in un colpo solo. Buona domenica! Concludiamo questo fine settimana di luglio dando uno sguardo a come si muovono i pianeti e ai consigli delle stelle per oggi. Ariete. Una domenica all'insegna del dinamismo. Avete ancora tanta energia da spendere. Assecondate la voglia di esplorare e di stare in mezzo alla natura. Toro. Parola d'ordine: staccare la spina. Oggi bandite ogni pensiero legato al dovere e concedetevi il lusso di non fare assolutamente nulla. Gemelli. Siete carichi di entusiasmo e fascino. Ottima giornata per i single che vogliono fare incontri interessanti o semplicemente per divertirsi tra amici. Cancro. Sentite il bisogno di ritagliarvi un angolo di pace tutto vostro. Una buona lettura o un bagno rilassante faranno miracoli per il vostro umore. Leone. Il cielo brilla per voi. Sarete i veri animatori della domenica, capaci di portare allegria e soluzioni brillanti ovunque decidiate di andare. Vergine. È il momento di mettere da parte la razionalità. Ascoltate di più il cuore e lasciatevi andare a un gesto spontaneo verso chi amate. Bilancia. Una splendida armonia avvolge la vostra vita sentimentale. Sfruttate questa domenica per fare progetti importanti a lungo termine con il partner. Scorpione. Sarete particolarmente magnetici e misteriosi. Qualcuno cercherà di leggervi dentro, ma svelerete i vostri pensieri solo a chi merita davvero. Sagittario. La luna vi regala un grande senso di libertà. È la giornata perfetta per pianificare un viaggio o per fare qualcosa di completamente insolito. Capricorno. Ottimo momento per rigenerarsi in vista della nuova settimana.
Dedicate la serata a una cena tranquilla e circondatevi solo di affetti sinceri. Acquario, siete aperti al dialogo e al confronto. Se c'è stata un'incomprensione nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste per fare pace. Pesci, una domenica magica e sognante. Sarete guidati da una fortissima intuizione. Fidatevi delle vostre sensazioni, non vi deluderanno. Buona domenica a tutti! L'appuntamento con le stelle torna domani per iniziare insieme una nuova settimana. Il 12 luglio del 1963 nasce ufficialmente la DOC, denominazione di origine controllata. L'Italia decide di tutelare i suoi tesori enogastronomici e tra i primi a ricevere questo prestigioso riconoscimento ci sono due vanti della nostra terra siciliana, il Moscato Passito di Pantelleria e il Marsala di Trapani. Un brindisi all'eccellenza della nostra isola. In inglese si dice don't put all your eggs in one basket, cioè non mettere tutte le uova nello stesso paniere. È un invito alla prudenza e alla lungimiranza. Infatti per avere successo è meglio differenziare i propri investimenti e avere sempre un piano B, per evitare che un singolo fallimento rovini l'intero progetto. Piero Manzoni, l'artista che ha fatto della provocazione un'arte suprema. Dalle impronte di oggetti comuni alle linee infinite fino alla cereberrima merda d'artista. 90 scatolette di latte numerate che scandalizzarono il mondo nel 1961. Manzoni voleva dissacrare il mercato dell'arte e l'idea stessa di capolavoro, morendo giovanissimo a soli 29 anni ma lasciando un'impronta indelebile ed irriverente. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. E con questa citazione di Pierpaolo Pasolini vi invito ad essere rivoluzionari nella vostra domenica. Cercate quindi la verità e godetevi ogni istante di questa bella giornata estiva. Io vi aspetto domani, sempre qui puntuale, per una nuova pagina del nostro almanacco. Una buona domenica dalla vostra Jaire.